Re Carnevale e Regina Quaresima. C'era una volta, anni ed anni fa, un regno colorato e gioioso, governato da un re molto buono e generoso che si chiamava Re Carnevale. Questo re viveva in una grandissima casa con giardini tutt'attorno nei quali crescevano fiori e frutta tutto l'anno. Re Carnevale era un bravissimo cuoco e la sua specialità erano le frittelle di mela, quelle al cioccolato e quelle ripiene di buonissima crema pasticcera. Ogni giorno Re Carnevale si chiudeva nella sua cucina e preparava chili e chili di frittelle, dolci, torte, crostate che amava offrire a tutti i suoi sudditi. Ma i sudditi, invece di essere riconoscenti e felici di avere un re tanto gentile che dispensava loro buonissime le cornie ogni giorno, erano dispettosi. Entravano in casa sua con trombette, coperchi di pentole e coriandoli e facevano baccano, mettevano tutto in disordine e lo prendevano in giro. Re Carnevale, stufo di tutti questi scherzi, un giorno fu costretto a sbarrare la porta di casa ed impedire ai sudditi di entrare. Smise anche di offrire dolci e frittelle. Re Carnevale però amava troppo cucinare e mangiare dolcetti, quindi iniziò a cucinarli solo per sé e a furia di trangugiare diventò grosso e grasso, troppo, fino al punto che si rese conto che stava rischiando di scoppiare. Così, spaventato e preoccupato, decise di chiedere aiuto a sua sorella, una signora magra ed esile, pallida e molto severa, la signorina Quaresima. Quaresima acconsentì ad aiutare il fratello per impedire che la sua pancia esplodesse, ma ad un patto, che il re Carnevale le lasciasse il trono ed il totale comando del regno. Il re accettò e fu così che Quaresima divenne la regina Quaresima ed iniziò a governare mettendo regole ferree per tutto il popolo. La regina vietò gli scherzi troppo rumorosi e di coriandoli e stabilì che non si potessero più mangiare troppi dolci e che il venerdì fosse servito solo pesce in bianco, magro e buono per la salute. Il regno diventò meno allegro, però iniziò a funzionare in modo più ordinato. Re Carnevale però era diventato molto triste. Così Regina Quaresima, per tirargli sul morale, gli concesse di regnare a modo suo per 3 giorni l'anno. E in quei 3 giorni è ancora oggi concesso tutto: stelle filanti, scherzi e tantissime frittelle.